157esima escursione, 15ª volta zona qui Balfe. Oggi facciamo, non l'abbiamo mai fatta con la neve, sperando che ci sia su. E partiamo dalle Balfe, andiamo all'eremo di Sant'Alberico, poi andiamo verso il rifugio ex rifugio Biancaneve e poi ritorniamo. Ho guardato la webcam, ho guardato un po' le foto anche di chi è già venuto e la neve c'era, perciò noi abbiamo le ciaspole che quasi sicuramente metteremo più su. E si va. E infatti a pochi passi dalla partenza c'è la neve. Immaginavo, mi sembrava quasi impossibile che fosse pulito sto pezzo. Questo qui è il pezzo, si parte col pezzo subito più duro, questo qui è il pezzo, sarà tutto in salita per un po'. Primo bivio e noi giriamo a destra, andiamo su di qua. Al ritorno invece verremo da là e sempre a questo punto chiuderemo l'anello. Crocevia, bivio, noi andiamo di là. La Sonia ha appena cavato il battitacco nelle ciaspole, adesso lo cavo anch'io perché comunque adesso la salita, non dico che è finita ma ce n'è di meno. Ne ha fatta veramente tanta di neve. Bivio, questo qui dovrebbe essere l'ultimo bivio se non ricordo male prima dell'eremo di Sant'Alberico. Qui il paesaggio è sempre bello. Arrivati all'eremo. Lasciamo l'eremo e proseguiamo direzione ex rifugio Biancaneve, qua da un'ora.
quasi arrivati al bivio. Bivio qui, allora a sinistra dove non andremo andiamo direttamente al Rifugio Biancaneve, a destra invece l'allunghiamo per arrivare in un secondo momento sempre al Rifugio Biancaneve. Entrambi sono in salita, perciò a grandi linee la fatica, a parte questo che facciamo noi adesso è un po' più lungo, ma la fatica a grandi linee è la stessa. Qui la neve è compatta nonostante batte il sole e perciò ha un grado di scioglimento, non so se si dice, più alto di dove eravamo prima, che eravamo all'ombra, infatti era molto più ghiacciato, ma ciononostante qui la neve è compatta. Comunque c'è abbastanza gente in giro, davanti a noi c'è un gruppo bello numeroso e si sentono voci dietro di noi anche. Bivio, noi qua una volta siamo venuti da qua, però non mi ricordo l'escursione, tanti anni fa. Arrivati al faggio scritto, qui è un crocevia e qui quando non c'è la neve questo è anche un parcheggio. Adesso noi, wow, bella salitina comunque. Adesso noi continuiamo a salire verso l'ex rifugio Biancaneve. Qui la neve si sta sciogliendo dagli alberi e infatti un po' già mi sono bagnato. Ti arriva una bella, come lì, guarda, se sei di sotto ti arriva una bella doccia di freschezza. Guarda quanto c'è ancora negli alberi. Sì, qui c'è, infatti dove eravamo prima non c'era, infatti si sta sciogliendo, sta cascando. Zona Sant'Alberico non c'era tutta sta neve sugli alberi. Arrivati all'ex rifugio Biancaneve. Bei ricordi qui in questo rifugio. Che sole ragazzi, che giornatina. Qui siamo all'ex rifugio Biancaneve ed ha 75 cm di neve. A pochi passi dal Paradise Hotel, vediamo se c'è posto. Te sei positiva, Sonia? Sì. Sonia è positiva che c'è posto per due non avendo prenotato. Vedremo, speriamo che la Sonia abbia ragione. La Sonia aveva ragione, posto c'è, aspettiamo un attimo e poi mangiamo seduti. E si mangia meritatissimo il menù del turista, perché faccio il turista oggi. Per me lasagnetta. Buon appetito. E dopo il pranzettino, bello carico il pranzettino, andiamo verso la sorgente del Tevere. Adesso qui in discesa va bene, poi quando c'era da salire lo accuseremo tutto il pranzetto. E dopo il pranzettino ripartiamo, ci siamo già spolati perché qui comunque ci stanno e andiamo a scendere per un po' verso il sorgente del Tevere. Qui la neve è veramente morbida, veramente tanto, se vai fuori dal sentiero naturalmente. Non è ghiacciata, Ancora alle sorgenti del Tevere, un brindisino con la grappa dell'Alta Badia. Alta Badia? Sì. Eccola, eccolo il Tevere.
e fra un po' arriviamo sull'asfalto, perciò probabilmente ci cavremo le ciaspole, adesso vediamo se non c'è proprio neve, fino a rintercettare un altro sentiero. Ribadisco che qui la neve è veramente assai morbida e le ciaspole ci stanno tranquillamente qui. Qui riprendiamo percorso escursionistico e ci rimettiamo le ciaspole come ci fa vedere la Sonia. Qui ci abbronziamo. Verso ancora la cascata del Tevere, la Sonia si è cavata le ciaspole per passare qui, io invece lo farò con le ciaspole, basta bloccarle in modo che non ti si le blocchi come se dovessi andare in discesa. Vediamo se ce la faccio. Sì, sembra che ce la faccio. Tac, tac. Le scale con le ciaspole. C'era chi diceva che era impossibile e invece no. E siamo arrivati. Ce n'è di più dell'acqua dell'ultima volta. Direzioni laghi, e qui dovrebbe essere l'ultimo pezzo in salita. Guadiamo con le ciaspole. Maremma. Via. Qua sotto il fiume sembra che faccia degli scalini. Con la neve, il contrasto. Si vede veramente bene. Ecco i famosi laghi, che non è altro che questa piana, che spesso e volentieri c'è fango. Bivio, se andiamo giù arriviamo in un quarto d'ora, se tiriamo dritto allunghiamo i 10 minuti e noi abbiamo scelto di andare dritto. E laggiù chiudiamo l'anello dove ci sono quei cartelli, come si può ben vedere. All'andata siamo andati verso Sant'Alberico e adesso torniamo giù verso le balze. All'andata su di qua e adesso scendiamo.
157esima escursione, 15esima volta Zona Balsa è finita, siamo arrivati da dove siamo partiti. E guarda, apro una parentesi subito, stamattina qui era pieno nell'angolo di neve, basta vedere il filmato di stamattina, adesso si è già sciolta tutta, impressionante, se continua così la neve qua durerà poco. Girettino di 10 km all'incirca e con le ciaspole e ci volevano, perché comunque abbiamo incontrato neve battuta, neve morbida, neve di tutti i tipi, e le ciaspole comunque abbiamo, dà una grossa mano, sicurezza, non affondi, e va bene così, le ciaspole oggi ci volevano, ottimo. Siamo arrivati fino al... Ehi, gattone! Siamo andati a mangiare al Paradise Hotel, abbiamo mangiato veramente bene, siamo stati un bel po', più di un'ora, però ci sta, fretta non abbiamo, le giornate si sono allungate, sono quasi le 5 e problemi di luce non ve ne sono. Torneremo sicuramente prossimamente qui a Zona Balsa. Se ti è piaciuto il video iscriviti.